Amici e amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in compagnia del professor Antonino Russo per la nostra consueta rubrica Detti, cognomi e storie siciliane. Per quanto riguarda oggi, diciamo come si diceva una volta, gentile richiesta, faremo una puntata improntata su tutti quelli che sono i cognomi particolari siciliani e che ci hanno fatto richiesta. Devo premettere a questo la seguente considerazione, che non tutti i nomi sono carini, nel senso cioè che trattandosi di soprannomi, in genere trattandosi di soprannomi ed essendo state date da altri, certamente non sono animati da sentimenti positivi, piacevoli, da sentimenti positivi, le cosiddette inciurie. Sì, tant'è vero che i palermitani appunto che chiamano il soprannome inciuria, perché il soprannome è spesso ingiurioso, e che poi diventa il cognome, che poi diventano, sì, ci sono tantissimi, abbiamo detto l'altra volta a proposito di Nasca, no? Infatti. Ecco, ci sono soprannomi che diventano poi cognomi, che vengono italianizzati, poi cognomi che vengono anche da altri dialetti, da lingue straniere. E che cosa ti hanno chiesto, per esempio? Allora, per esempio in Pallomeni. Sì, in Pallomeni è una parola neogreca. Ballomeni è il participio passivo del verbo ballo, il passivo ballome, pronunziato così come è scritto, Pallomeni, con una I iniziale che si chiama I prostetica, cioè I eufonica, perché siccome la parola inizia per due consonanti, per rendere più facile la pronuncia si è premessa una I. Questa I si chiama prostetica, I eufonica. Che significa in Pallomeni? Ballomeni viene dal verbo ballo, che significa rattoppare, quindi Ballomeni significa rattoppati, che significa scenciosi, voglio dire, rammendati, arrepizzati in italiano. Evidentemente sto lontanissimo, dove essere un povero diavolo. E quindi diciamo se lo sono tramandati. Il nome a sentirlo è bello, in Pallomeni, infatti, sembra nobile, invece in realtà è il contrario, è un contenuto mortificante. Un altro cognome, Macaluso, che è pure molto Mahalus, questo è un nome, viene dall'arabo Mahalus, che significa schiavo liberato. Mahalus erano chiamati gli schiavi ai quali si restituiva la libertà. Erano i liberti. Gli affrancati. Gli affrancati, i liberti. Libertus è una parola latina, che ha dato origine anche a un altro cognome. Di Liberto, che avevo chiamato un compagno io. Di Liberto. Quindi Di Liberto e Macaluso hanno lo stesso significato? No. Di Liberto, ecco già che ci siamo. Di Liberto nel senso che figlio dello schiavo liberato. Quindi è l'erede praticamente. L'erede di Macaluso, sappiatelo, Di Liberto è l'erede del Macaluso. Non confondere le acque. No, non si fanno così le ricerche etimologiche, no. Non funzionano. Ci stiamo scherzando. Apprezzo lo scherzo. No. Busalacchi. Ecco. Busalacchi è nome di origine araba. Significa dall'arabo appunto Bu Salah, padre di Salah. È consuetudine nei paesi arabi, ancora tuttora è vivo quest'uso, di chiamare una persona, un amico, un vicino di casa, il padre di Salah, padre del primogenito. Ecco, è il primogenito. Zummo? Zummo è una parola che ci viene dal dialetto calabrese. Zumbo è un grosso nodo di albero e significa evidentemente testa dura. Era un testone. Sì, un testone, un caparbio, proprio un grosso nodo di albero. Cacioppo. Cacioppo è la stessa cosa, grosso modo, perché cacioppo viene dallo spagnolo proprio cacioppo, che significa un pezzo d'albero secco, quello che noi chiamiamo un ciocco. Il ciocco d'ardere, ecco, un ciocco, quindi nausea testa, tutte teste dure. Perché sono inciurie i cognomi in genere. Questa è una cosa che diciamo interessa a me in particolare, sì, che è bella, perché è mia nonna. Tua nonna. Sì.
Vella, si chiamavano Vella dei nobili che venivano dalla Catalogna, nobili che venivano da Barcellona. Il centro storico di Barcellona infatti si chiama Ciutat Vella, perché Vella in catalano si pronuncia Vella, Ciutat Vella. Veglia, in spagnolo è vieja, significa vecchia, quindi Vella, Veglia, catalano significa vecchia. Allora, Lopresti, che tra l'altro è un cognome diciamo comune a Palermo. Sì, i cognomi che contengono la parola Presti sono cognomi di origine ortodossa. Presti è prete ortodosso, upreste. Significa che, sai che gli ortodossi possono sposarsi, quindi possono avere figli, significa che la famiglia originaria di queste persone che hanno portano questo cognome, Presti Giacomo, Presti Leo, Presti Pino, Presti Filippo, ecco, Presti Giacomo, insomma. Tutte queste famiglie hanno avuto originariamente il capostipite era un prete ortodosso. Ah, ecco. Quindi hanno un religioso alle loro origini. Quindi sappiatelo. Ecco, sono discendenti di un pope.